grazie, buongiorno a tutti. Direi intanto di iniziare subito con i dati, visto e considerato, voi sapete che adesso il bollettino lo facciamo una volta al giorno, anche perché per una serie di organizzazione delle attività e anche perché a nostro avviso è sufficiente una volta al giorno adesso, quindi le persone in isolamento continuano a calare, sono 12.723 e sono esattamente 766 in meno rispetto al bollettino di ieri mattina, quindi 766 persone in meno rispetto al bollettino di ieri mattina. Il numero dei positivi 15.692 sono più 318, però questo è un dato, vi continuo a dirlo, che non ha un significato, perché il numero dei contagi è direttamente proporzionale al numero di tamponi che una comunità decide di fare. Quando vi dicono ma quella regione ha pochi contagi, dovete sempre chiedere quanti tamponi ha fatto. Noi abbiamo questi contagi su, vi do solo un dato, scusate, se capite la potenza di fuoco su 247.329 tamponi. Sì, questo lo dico anche in virtù del fatto che qualcuno dice ma le regioni del nord, se si apre tutto, potrebbero creare un problema perché ci sono tanti contagi. Ma tu a casa tua quanti ne hai? Quanti tamponi hai fatto per sapere quanti contagi hai? Ne hai fatti 250.000 come noi? Vedete che ogni giorno il numero lievita e questo è un vero tema. E i ricoverati sono 1.477, quindi 2 grossi ospedali di provincia, se dovessimo quantificarlo, 1.477 letti, per leggerlo bene, sono calati di 79 unità però, da ieri mattina. In terapia intensiva, ecco che bel dato, 190, quindi si conferma il dato sotto le 200, quindi abbiamo passato 2 scogli importanti, il 300 e i 200, meno 7, sono meno 7 rispetto a ieri mattina. Però il dato che vi vogliamo ricordare è che ormai si caricano dai 5 ai 10 pazienti al giorno in tutto il Veneto, nelle terapie intensive, e si scaricano, cioè escono dalle terapie intensive, un uguale numero, se non di più, anzi di più, di pazienti di quelli caricati nella stessa giornata. Cioè oggi il dato dei dimessi dalle terapie intensive è superiore a quelli che vengono ricoverati nelle terapie intensive. E il dato dice questo, no? I dimessi in Veneto in generale sono 2.501, quindi abbiamo già curato, oltre ai 1.400, quasi 1.500 che stiamo curando, 2.500 sono già stati curati e sono a casa. Fra l'altro c'è un bel video di una signora, la figlia di un paio di 2 anziani di Verona che mi ha inviato, è molto bello perché dice a 2 genitori anziani, e il papà è entrato in ospedale con Covid, anche la mamma adesso è in riabilitazione e il papà ha fatto 18 giorni di Covid in terapia intensiva e mi ha mandato il video dell'arrivo del papà a casa nella zona condominiale dove abitano, accompagnato a casa dall'ambulanza e con l'applauso di tutti i condomini mentre scende dall'ambulanza camminando con i suoi piedi, cioè entrando in casa, direi bello. E i morti sono purtroppo 900, sono 23 morti in più rispetto a ieri mattina. Considerate, è brutto dirlo, però è la verità, che sia i morti che molti temi sui ricoverati si riferiscono a persone che molto spesso sono state prese in carico magari 3 settimane fa o anche un mese fa. Stiamo ancora parlando di cittadini che si sono ricoverati quantomeno 15-20 giorni fa. I nati 92, ecco, vorrei darvi un dato che giustamente me lo faceva notare anche prima l'assessore Lanzarin.
Abbiamo detto che le terapie intensive Covid, coronavirus, sono 190. Le terapie intensive non Covid, cioè normali, sono 196. Cioè abbiamo un altro dato importante, cioè i pazienti non coronavirus nelle terapie intensive hanno superato, guardate che era un miraggio qualche giorno fa, hanno superato i pazienti coronavirus. Quindi abbiamo 196 pazienti in terapia intensiva da esito che sono oncologici, politraumatizzati, ictus e quant'altro, e 190 in terapia intensiva Covid. Poi c'è l'altro dato, i 9.532 pazienti in Veneto attualmente ricoverati, non coronavirus, cioè vuol dire pazienti che hanno, aspetta, sono qua, non un altro, sotto qua, non è qua. Pazienti non coronavirus, questo dà una dimensione anche, lasciatemelo dire, delle scelte positive che sono state fatte, perché se voi sommate questo 9.532 a 1.477 avete il carico dei pazienti in questo istante in Veneto, negli ospedali del Veneto. Cioè vedete che abbiamo garantito a 9.500 persone cure non incasinando la sanità del Veneto. Questo è dovuto a scelte organizzative impopolari, perché quando tu decidi di chiudere una decina di ospedali e dedicarli al coronavirus, qualcuno ha detto che siamo dei pazzi. La pazzia viene fuori che 9.500 persone tutti i giorni vengono ospedalizzate e curate per altre patologie. Adesso ovviamente con questi numeri che sono positivi ma che ci dicono ancora che il virus c'è, avete visto la dichiarazione ieri del professor Ricciardi, rappresentante OMS italiano, che ha dichiarato esattamente quello che io vi sto dicendo, penso da settimane, non ultimo quando mi avete chiesto in questi giorni delle elezioni, che il tema del ritorno di questa sindrome, diciamo come sindrome influenzale da coronavirus, e quindi del coronavirus, il Covid-19 in autunno, è realtà. Quindi noi dobbiamo, vi dico solo che questa mattina con gli assessori Bottaccin e Lanzarin abbiamo fatto una lunghissima videoconferenza con i direttori generali che facciamo tutte le mattine, fra l'altro, del Veneto, con Azienda Zero, con lo IOV e con tutte le realtà, nella quale abbiamo parlato molto della proiezione su settembre-ottobre, del fatto che dobbiamo essere in perfetta forma fisica, pronti ad essere molto più performanti di adesso. Perché noi immaginiamo uno scenario che dovrà essere ancora, innanzitutto non ci sarebbero giustificazioni, scusatemi, perché comunque il coronavirus adesso lo conosciamo. Pensate che se noi oggi, l'esperienza che abbiamo oggi, pensate ai cocktail di farmaci, le pratiche sanitarie, la modalità di ospedalizzazione, le cure, i Covid center, le scelte fatte, e le esperienze positive e negative fatte, capitalizzate oggi, ci riportassero a riavvolgere il nastro e a ripartire dal 21 febbraio, la storia sarebbe ancora più diversa dell'evoluzione. Quindi ai direttori stiamo dicendo da settembre, noi dobbiamo, da subito, ma dico quando arriverà, adesso abbiamo una fase di limbo nella quale c'è il periodo di convivenza, fase 2, poi c'è una fase 3 della reinfezione acuta, perché oggi c'è l'infezione, diciamo, ubiquitaria, ma ha passato la fase acuta, può riacutizzarsi, che sia chiaro che non c'è scritto da nessuna parte che fra una settimana possiamo ritrovarci da 190 terapie intensive a 250 o 300, che sia chiaro a tutti, vedo troppa gente che pensa al Carnevale di Rio, no, bisogna andare al Carnevale, ma non a quello di Rio, nel senso che non deve essere... capire che l'assembramento è pericoloso, capire che le distanze vanno tenute, che la mascherina va utilizzata. Detto questo, la fase 3 per noi è quella che è già in corso, una 3 che si sovrappone alla 2, che è quella del prepararci alla nuova fase acuta. E qui vogliamo cogliere un'ulteriore sfida, ne abbiamo parlato stamattina, di essere ancora più performanti. Ovvio che noi la partita, a meno che il mondo scientifico non ci riveli che con una goccia di sangue riusciamo a far tutto col test rapido, ma la partita è quella di avere una macchina da guerra sul fronte dei tamponi. Quindi stiamo attrezzando le artiglierie.
Allora, i tamponi sono le munizioni, le artiglierie sono le macchine e il personale, le squadre che li faranno. E vogliamo continuare con questa strada. Voi sapete che non abbiamo fatto più tamponi della Corea. Tot tamponi su milioni di abitanti, primo c'è il Veneto, poi c'è la Corea, terza la Lombardia e poi a seguire tutti gli stati del mondo, quello che è. Voce ha insegnato, e concludo, una cosa straordinaria. Il 21 febbraio, quando abbiamo fatto l'unità di crisi, la task force per i 2 casi di Vo, io decisi contro le linee guida di fare i 3.000 tamponi, ve la dico sempre sta roba, però è giusto che i cittadini la assimilino bene. Quindi contro legge abbiamo fatto i 3.000 tamponi a tutti i cittadini di Vo e cosa abbiamo scoperto? Che avevamo 66 persone a Vo positive, la quasi totalità asintomatiche, cioè sarebbero andate in giro per Vo nonostante la quarantena e probabilmente infettavano i familiari e potevano sicuramente dare volano a questa infezione. Alla fine della quarantena poi mi chiamò il professor Crisanti e disse: vista questa bella esperienza, cosa dice se le propongo di rifare i tamponi? Abbiamo fatto e abbiamo scoperto che i 66 positivi erano diventati 6, semplicemente avendoli tenuti a casa in isolamento. Questa è la vera sfida. Altre notizie che vi do sono, intanto, che voglio ringraziare un'azienda, la CSPFEA, penso che si dica CSPFEA, supporto, sviluppo e distribuzione software per l'energia di Este, ha versato 17.690 euro. Voi dite: ma perché cita questi signori? Li cito perché questo secondo che è arrivato secondo alla famosa asta dell'uovo e ha detto: vabbè, non devo comprare l'uovo, ma voglio fare un versamento, e quindi ha comprato delle attrezzature per quasi 18.000 euro, quindi li ringrazio. E poi ci sono 2 bambini di Sant'Erasmo, quindi sono Francesco e Federico, i 2 fratellini, che ci hanno mandato i bussolai e le castraure e 150 euro, guardate anche che bei disegni, che entreranno sempre a far parte della mostra di disegni che faremo. Sant'Erasmo, ma guardate, ne peschiamo a sorte, perché se dovessimo, ci vuole un palazzo da fare la mostra, c'è una produzione, e anzi dico ai bambini, se li vogliono mandare, poi vedremo di organizzarla, se riusciamo a metterla in fila. Diciamo che è quasi un impegno. Diciamo, abbiamo anche già qualcuno che ci ha offerto disponibilità di spazi per organizzarla. Poi vorrei ricordare infine che le risorse raccolte ad oggi, c'è Assicurazioni Generali, e ringrazio quindi Philippe Donet, Marco Cesana e ovviamente tutte le Generali. Ieri ho sentito il dottor Cesana, che è ovviamente responsabile Italia, non vorrei sbagliare anche poi gli inquadramenti, comunque insomma l'uomo di riferimento per l'Italia, hanno versato al conto 1,5 milioni di euro. Quindi siamo a 54.369.000 euro, per un totale di 34.000 versamenti. 34.000 versamenti, 54.369.000 euro e ovviamente 1,5 milioni di euro. Quindi ringrazio ancora il capomondo Philippe Donet, dottor Donet, e ovviamente il dottor Cesana per l'Italia. Quindi grazie di questo. 2 altre considerazioni, io ho concluso. Sì. C'è stata una cosa straordinaria, ogni giorno cerco di portarvi anche una sanità, no? Cioè di dirvi: guardate che oltre al coronavirus c'è qualcosa che accade. L'altro ieri abbiamo parlato del 1000° trapianto di cuore del team del professor Gerosa, strepitosa notizia, purtroppo penalizzata da questa emergenza che
comprime tutto quello che sono le buone notizie. Per oggi ve ne voglio dire un'altra. Il dottor Sartorello, Enrico Sartorello, che è il direttore, cioè primario dell'ortopedia del Sant'Antonio, ha fatto un'operazione, ovviamente insieme al suo team e anche a altri reparti, straordinaria. Una ragazza di 24 anni, originaria del Congo, è residente in Congo, è venuta qui perché non camminava più, viveva praticamente in sedia a rotelle con doppia necrosi alle 2 teste del femore per un problema di una malattia autoimmune, da quel che ho capito, da quello che ho letto. E insomma, con una grande collaborazione col servizio di ematologia, facendo la plasmaferesi, quindi purificando il sangue, pulendo il sangue fra virgolette, collaborazione con la rianimazione, con la specialista delle malattie tropicali, con l'infettivologo, insomma hanno cambiato contemporaneamente tutte e 2 le teste dei femori. Questa ragazza, ci hanno mandato il video, cammina. E quindi complimenti a tutte queste persone che hanno lavorato, in primis al dottor Sartorello, che poi ha impiantato i 2 pezzi di femore, le 2 teste del femore. La paziente è giunta in carrozzina, è stata dimessa 5 giorni fa camminando. Questa è la sanità del Veneto, ma c'è sempre qualcuno che ha qualcosa da ridire. Però qui entrano che non camminano, escano che camminano, questa è la sintesi del ragionamento. E tornerà ovviamente in Congo, adesso finita la riabilitazione. Io ho visto il video, vi posso garantire, a parte il viso e la gioia di questa ragazza che ha ripreso a camminare. Era impossibile per lei farlo prima, faceva qualche passo, ma qualche passo vuol dire veramente carrozzina e basta. Domande ragazzi? Ah no, c'è un'ultima informazione, e giustamente me lo ricorda, Avigan è arrivato. Avigan è arrivato, il protocollo c'è, è stato dato ovviamente al Veneto. Il Veneto, il farmaco Fuji ce l'ha fatto avere presso ovviamente la facoltà, scusatemi, è stato dato a Verona, poi ovviamente Verona e Padova, le nostre 2 realtà che lo sperimenteranno, e da lì va anche se non ricordo male, al Sacro di Milano, quindi va a Milano, però è arrivato a Verona. E penso che abbiano tenuto conto moltissimo dell'esperienza veneta, e non nego che l'esperienza veneta oggi ci permette anche di essere sotto i riflettori, che la parte che ci interessa di più è quella rappresentata dal fatto che molte sperimentazioni ci vengono proposte, che so, di testare dei kit, dei reagenti piuttosto che alternative ai tamponi o qualche altro, in virtù del fatto che la nostra organizzazione della sanità è molto territoriale, e quindi pensate anche per Avigan è un farmaco la cui somministrazione è fondamentale farla nelle prime fasi, e quindi le prime fasi prevede addirittura ad esempio il domicilio. Ma questo lo lasciamo dire ai tecnici. A me interessava dirvi che è arrivato Avigan, il che non vuol dire che Avigan risolverà i problemi del mondo. Lo sperimentiamo, magari ne viene fuori che non serve, fa bene per altre robe ma non per questa, però era giusto, come stiamo in fase sperimentale con altri 7 protocolli, ci fosse anche questo. Domande? Presidente, buongiorno. Buongiorno. Il tema delle riaperture che è stato trattato. Scusami, posso chiedervi di dire la testata, perché me l'hanno contestato, perché vi seguono in tanti, sono milioni penso di persone, se ci mettete tutte le vostre TV e in più i social. Chiedono la testata. Sì. Filippo Tosato del Mattino. Grazie. Allora, le riaperture. Ieri avete presentato il piano Sì. di sanità pubblica, eccetera. Abbiamo sentito che oggi, stasera, dovrebbe esserci una videoconferenza, forse col Presidente. Sì, ma non nostra, cioè solo il gruppo ristretto. Solo gruppo ristretto. Ecco, potresti puntualizzarci un po' quella che è la proposta dell'elenco, la tempistica? Perché si accavallano le ipotesi, prima, dopo, parziale. No, guarda, noi siamo convinti che c'è So che dipende dal governo. Sì, allora, premesso che dipende dal governo, c'è un DPCM che scade il 3 marzo, il 3 maggio. E fra l'altro c'è vi devo portare un bel brano di Meneghello sul 3 maggio, no?
che sembra quasi fatto, me l'hanno sottoposto, non è farina nel mio sacco. No, nel senso che me l'hanno fatto notare, io non lo conoscevo sto brano, conoscevo altre robe di Meneghello, ma non questo brano. Allora, qual è il tema? Scade il 3 maggio, quindi la mia personale posizione, la nostra posizione è che il 4 maggio si possa aprire con le regole e con le garanzie da un punto di vista scientifico. Immagino poi che se si volesse fare un passo in più si potrebbe già iniziare a allentare da subito, cioè pensare che invece di fare come si può dire, fare il break even il giorno 4 maggio, si potrebbe fare invece un razionale, prudente e ragionato progetto di apertura già da adesso fino al 4 maggio, in maniera tale che si possa essere anche più consapevolezza e dar modo di partire, di pian piano mettere in moto la macchina, accelerare pian piano, scaldare i motori e andare a regime. Perché poi ricordate che stiamo parlando di aziende che sono ferme da un bel pezzo, e quindi sono aziende, molti imprenditori mi dicono ma noi siamo disponibili a aprire magari con pochi lavoratori, iniziare, e penso che sia ragionevole, sempre nell'ottica della messa in sicurezza. Giustamente sono cittadini che scrivono e dicono ma noi pensiamo prima alla nostra salute, tutti pensiamo alla salute, però è pur vero che non è una posizione di Zaia o di qualcun altro, che bisogna metterci in testa che una fase di limbo nella quale dovremo convivere col virus ci sarà comunque, a meno che non si scelga, ma non capiterà mai, di aspettare l'ultimo negativizzato, l'ultimo guarito, ma questo vuol dire probabilmente l'infinito, perché poi questo coronavirus diventerà di casa e sarà un'influenza normale fra qualche anno. Nelle interlocuzioni con il Presidente del Consiglio, con i ministri, insomma, con cui è stata questa un po' la posizione del Veneto? Sì, no, la nostra posizione è chiara. Dico anche che nelle ultime ore, ve lo dico perché non so cosa accadrà questa sera, siccome questo governo ci ha sempre abituato di avere il DPCM nottetempo con conferenze serali. Dico che nelle ultime ore, questo ve lo posso dire, stanno uscendo bozze dell'Istituto Superiore della Sanità, degli scienziati, rispetto a raccomandazioni da adottare per un po' tutti i comparti, no? La mascherina, le attività, eccetera. La nostra visione qual è? È quella di partire dalla messa in sicurezza di tutti, partendo dalla mascherina, dopodiché ci saranno i guanti, ci saranno le distanze e quant'altro. Però noi siamo quelli che pensano che il barbiere, la parrucchiera, l'estetista, il massaggiatore, quello che è, debba fare le sue attività con la mascherina, messa in sicurezza, il paziente, scusate, il cliente deve avere la mascherina e dopo si sposterà gli elastici delle orecchie nel momento in cui adesso non fate come si può dire gli azzeccagarbugli, cioè la mascherina e lavoreranno con la mascherina, cioè a meno che uno non deve fare il massaggio al viso, non lo farà tutto il resto, cosa volete che vi dica. Però il vero tema qual è? Il vero tema è che è esattamente un'attività che pensate che fanno i nostri medici. Ai nostri medici noi non possiamo chiedere il distanziamento sociale, e abbiamo un dato che ci rassicura, che ci dice che dei 10.000 medici in Veneto, degli ospedali, solo l'1,3% si è infettato, e questo vuol dire che i dispositivi funzionano.